Gianfranco Zola. Even by his standards, that is some goal. Gianfranco Zola. Well, he's deserved it tonight. That's the best of all. Diagonal run to the near post. The audacious little flick. Here's Zola. Taking on Cole again and beating again. Oh, look at this! Berger stops him in the end. But more magic from Gianfranco Zola. Zola is behind Alathorpe. Gianfranco Zola. Gets Chelsea in front here and puts himself very much back in the goal-scoring business. Again, oh, that's a fine ball. Zola, he's past Dix. Oh, he's past Dix again. What a goal! He's going to be a favourite if he keeps scoring goals like that. Franco Zola makes it 2. Teo. Zola, brilliant skill by Zola. What a magnificent goal! If that's the goal that takes Chelsea to Wembley, it's worthy of the importance. Brilliant skill by the Italian. 19 minutes into the second half. Look at that. Romford did Dean Blackwell roll the ball under his foot and give the rest with his right foot. Magnificent piece of skill from Zola. Zola through. Oh, that is a goal worthy of winning any cup final in the world. Gianfranco Zola's second touch. Wow, Andrea, mi volevi fare emozionare tu, dai, ho sì, capito. no, ma mi sono emozionato anch'io e credo che siano emozionati anche loro. Dai, io, se mi volevi sorprendere, io mi aspettavo qualche immagine di quando ero alla Nuoresi. Avrei dovuto fare un lavoro certosino su questo, però Avrebbe fatto piacere anche a me comunque. facciamo così, che ci facciamo invitare dalla Nuorese, rifacciamo una cosa per la Nuorese, sulla Nuorese e coinvolgiamo i Pitaligni che magari ci recuperano anche qualche immagine perché loro ce l'hanno sicuramente. Perfetto, prendiamo nota. Va Ho benissimo. scelto questo video perché intanto perché dà la dimensione vera di Gianfranco Zola nel mondo del calcio e poi perché c'era quel sottofondo delle nuvole di Ludovic Einaudi che mi faceva impazzire veramente oltre a quei gol, quelle giocate incredibili. Passo subito la palla a Marco Tagliazucchi per una presentazione di Gianfranco. Ciao Gianfranco, allora iniziamo un piccolo preludio. Questa volta ho voluto assumermi io l'onere, ma soprattutto l'onore. Sono forse tra i più giovani di tutti i mister qua presenti, ho 28 anni da compiere, ma nonostante ciò ho ricordi abbastanza nitidi di te del tuo calcio. Voi per il giocatore preferito di mio padre e dei miei zii, ma voi anche, forse soprattutto, perché sono cresciuto a Pane e il DVD della Gazzetta dello Sport di Magic Box. Di te si può dire che sei il classico esempio di colui che ce l'ha fatta. E penso che per noi che abbiamo a che fare con i giovani calciatori non selezionati, questa è la cosa più importante da dire, tu possa essere l'esempio più lampante e nitido del fatto che farsi il mazzo presto o tardi ripaga sempre. Hai fatto tutta la gavetta partendo dalle giovanili della squadra del tuo paese, arrivando ad esordire prima con la prima squadra del Corrasi, passato poi per la Nuorese e la Torres, ma hai avuto anche l'opportunità, la capacità di arrivare ai livelli in cui sei arrivato, prima con Napoli, Parma e Cagliari in chiusura di carriera, con l'intervento al Chelsea appunto in Premier. Non starò qui a dilungarmi ulteriormente sulle capacità atletiche, tecniche, fisiche, perché la classe è indiscussa, parlano i numeri a questo. Il mio breve sipario è solo un invito per tutti noi
a metterci comodi, ad attivare l'audio in maniera molto importante e ad ascoltare la tua grande testimonianza, che non solo sei un campione, ma prima di essere un campione sei sempre stato un grande uomo. Sei riuscito a fare della tua passione prima un semplice sport, ma poi un lavoro e anche una ragione di vita, senza mai dimenticare da dove sei partito e senza mai lasciare le tue origini sarde in secondo piano. Io penso che in un momento come questo, per tutti noi, dove stiamo un po' riprendendo, ma anche un momento di transizione, di calcio che non è più il nostro calcio, di allenamenti individuali che tanto si discostano da quello che noi amiamo, sicuramente sarà una testimonianza che farà bene a tutti noi. L'unica cosa che chiedo, e poi chiudo, è come cavolo ti è venuto in mente di colpire quella palla di tacco in quel lontano Chelsea-Norwich? Grazie Gianfranco e buon ascolto a tutti. Se vuoi puoi rispondere, Gianfranco. Guarda, me lo sono chiesto anch'io, guarda, ancora non so come... No, allora, sicuramente, allora, quando arrivi a fare una cosa del genere è qualcosa che sicuramente hai fantasticato molto, molto prima, molto tempo prima. Sì, indubbiamente era cioè un'immagine che avevo dentro e poi magari in quel momento ho tratto, non so che cosa è successo, io sono andato sul primo palo, se devo essere sincero, in quell'opportunità sono andato sul primo palo, la palla non è arrivata, non mi è arrivata all'altezza che pensavo, sono andato per andare a incontrare la palla di testa, poi la palla era bassa e lì istintivamente ho provato quello che magari, come ti ho detto prima, avevo visualizzato prima in qualche modo. E l'impatto è stato spettacolare, devo dire sinceramente che poi dopo col tempo ho riprovato tante di quelle volte a ricolpire allo stesso modo, non ci sono mai riuscito, però ecco, in quel momento là ha funzionato. Se devo essere sincero, l'unico complimento che mi faccio è che ho avuto il coraggio di provare, e quello è stata una cosa molto importante perché voglio dire, ho seguito completamente il mio istinto, non l'avessi fatto non avrei mai potuto realizzare quel gol, ma non avrei potuto realizzare molti altri gol. Quindi è molto importante lasciarsi guidare dall'istinto, fidarsi dell'istinto e fidarsi fino in fondo. Io ho fatto così e sono stato premiato. Ci ha regalato già 2 perle: il coraggio di provarci, la paura di non fallire. No, assolutamente. Cioè la non paura di fallire, cioè nel senso proviamoci. Certo. Beh, grande messaggio per i ragazzi. Ma questo, guarda, ti dico, scusami Andrea, mi allaccio a quello che hai detto tu perché è una cosa molto importante, è una cosa molto importante per i giovani, ma è anche molto importante per gli allenatori. Sin da ragazzino è sempre stata una cosa che mi ha contraddistinto, è sempre stata una cosa che ho voluto sempre difendere a tutti i costi, la voglia di avere l'indipendenza di provare quello che sentivo che fosse giusto fare. E può sembrare una cosa banale, ma non lo è, perché poi quando sei magari un ragazzino di 15 anni, 14 anni e ti alleni con magari gli adulti che hanno 28, 27 anni, 30 anni e così via, sai, e tu come ragazzo, perché hai uno spirito giocoso, vuoi divertirti, magari hai la voglia e l'intenzione di fare delle cose. Che il talento sia un'arma a doppio taglio e che la persona debba disporre del suo talento per diventare quello che è, cioè la persona, per quanto mi riguarda, viene prima del talento, e il talento è semplicemente qualcosa che è a sua disposizione. Cosa ne pensi? No, assolutamente vero, anche perché io ho incontrato nella mia carriera tantissime persone che avevano talento, però poi ne hanno fatto un uso sbagliato e di conseguenza non hanno potuto trarre ampiamente e pienamente delle potenzialità che loro avevano. Poi anche perché io ho un concetto particolare del talento, io non concepisco
quelli che dicono non concepisco il talento come un qualcosa che ti viene dato dalla nascita. La mia idea del talento è completamente all'opposto di questo. Io credo che il talento sia qualcosa che va coltivato e va nutrito. Cioè io quando ho cominciato questo percorso nell'ambito sportivo, nel calcio, ero come tanti altri, forse anche un po' meno di molti altri, però avevo comunque quello era il mio obiettivo, era la mia ragione di vita, come avete detto prima voi, e quindi ho dedicato anima e corpo a quel mio obiettivo. Ci ho lavorato durante tutto il giorno con tante ore di allenamento, di attività, ma anche non solo quelle, ma poi anche attività, momenti dedicati al pensare, all'immaginare, al fantasticare su quello che avrei potuto fare magari il giorno dopo in campo. E tutta quell'energia dedicata a questa attività, sia in campo che fuori, poi diciamo, affinato e ha cresciuto le mie qualità, che poi è diventato talento, ma lungi da dire che è qualcosa che è nata perché mi è stata data per grazia divina o per i miei genitori o per questo o quest'altro. Ci ho lavorato sodo ogni giorno. Chiaro che poi chiaramente i miei genitori sono stati importanti perché chiaramente mi hanno dato una capacità fisica che era adatta a quello che io mi proponevo di fare. Sono stati bravissimi perché mi hanno sempre dato il loro supporto in tutti i modi e questo mi ha sicuramente agevolato, però chiunque pensi che per poter ottenere un risultato basta avere talento ha completamente sbagliato, sta accannando completamente. Bisogna lavorare duro, ma duro, non c'è niente da fare, deve diventare una vocazione. È chiaro che se tu sei devoto a un qualcosa, lo ami e quindi di conseguenza ci dedichi con ancora di più, con anima e corpo, poi arrivi a ottenere grandi risultati. Non c'è da sbagliare, è una cosa quasi scientifica. Vogliamo circolettare questo passaggio di Gianfranco in rosso come già un altro passaggio importante. Senti, Gigi Manuta, il nostro direttore tecnico, ti rivolge questa domanda. Cioè, tu conosci da giocatore e da tecnico il calcio inglese e anche il calcio italiano. Quale preferisci dei due? Quale ho preferito o quale preferisco ora? Rispondi tu. Guarda, se c'è una differenza. No, Andrea, guarda, chiaro, il calcio italiano è stato importantissimo per me, anche perché in quegli anni là, a cavallo tra gli anni 80, 90, 2000, era il calcio più importante al mondo e quindi di conseguenza farne parte ha significato per me crescere tantissimo come giocatore, come atleta. Quindi io sono stato molto legato e sono molto grato a quello che il calcio italiano è riuscito a darmi. È chiaro che l'esperienza che ho vissuto in Inghilterra è stata un'esperienza speciale. Diciamo, c'è stato qualcosa di quasi di magico in quello che mi è successo a me in Inghilterra col Chelsea. Quindi probabilmente ne sono ancora più affezionato e con questo non voglio mancare di rispetto alle mie precedenti esperienze che sono state veramente importanti, non per ultimo anche l'esperienza con la Nuorese. Quindi voglio dire, sono state bellissime tutte, probabilmente in termini di intensità quella inglese è stata quella che mi ha fatto, passatemi il termine, godere ancora di più. Beh, ci sta, ci sta. Giuseppe Pireda, scusate. Giuseppe Pireda osserva che ci sia una grande differenza tra i ragazzi di ieri, evidentemente il suo ieri, e quelli di oggi. Giuseppe Pireda è un tecnico, si occupa degli allievi della Polisport. Come la vedi tu da questo punto di vista? No, dico che ha perfettamente ragione.
i tempi sono diversi, le condizioni sono diverse. I ragazzi di ora sicuramente hanno molte più cose da fare rispetto a quelle che avevamo noi. Noi ai miei tempi c'erano meno distrazioni, cioè nel senso che al mio paese, Oliena, un paese di 8.000 abitanti, sai, la possibilità per un giovane, le cose da fare per un ragazzo quando ero in quel periodo lì a Oliena erano quelle, cioè non c'erano molte altre cose da fare, quindi avevi tutto il tempo e tutta la tua attenzione la dedicavi a quelle attività come il calcio che ti permettevano di stare insieme ad altri ragazzi, di confrontarti, di competere, insomma, di divertirti. Adesso, ai giorni d'oggi, se io penso a mio figlio, ad esempio, cioè, hanno 3.000 cose, hanno i computer, hanno i videogame, hanno i social network, hanno tante di quelle cose che rubano tempo e attenzione magari ad altre attività, come può essere lo sport, come può essere il calcio. Quindi sono perfettamente d'accordo nel dire che sono tempi diversi, non è una questione di passione, ma è una questione di distrazioni che i nostri ragazzi in questo momento hanno. È una cosa che è difficile anche da fermare, perché cosa vuoi dire ai ragazzi di non andare sui social network, di non giocare alla PlayStation? È difficile, è difficile. Però... Oggi ce li abbiamo mandati noi, abbiamo detto guardate che c'è la diretta su Facebook. Certo. Quindi no, è diventato uno strumento importante. No, sicuramente tolgono qualcosa da un certo punto di vista, perché sicuramente ti tolgono tempo e attenzione, magari da quello che poteva essere l'allenamento o altre cose, però dall'altro lato si arricchiscono di più perché hanno maggiori informazioni rispetto a quelle che avevamo noi. Le risorse a cui possono attingere ora i ragazzi sono... da internet e trovi tutte le informazioni, o sui social trovi le informazioni che ti occorrono, quindi è molto più, diciamo, immediata, quindi voglio dire, certo. Da un lato ti toglie, dall'altro ti dà. Voglio dire una cosa ai ragazzi che sono in linea qua in diretta, che se vogliono intervenire i ragazzi hanno priorità, spazio, quindi basta aprire, se non volete aprire la webcam potete tranquillamente anche aprire solo il microfono e ci potete interrompere e interloquire direttamente con Gianfranco. Con tanto piacere, certo. Pietro Canu ti chiede qual è la persona che ha avuto la maggiore influenza nella tua carriera e quale influenza può avere un istruttore nella carriera di un giocatore. Ma guarda, mi fa piacere questa domanda anche perché è chiaro che ci sono state diverse persone che hanno avuto veramente degli input, hanno dato degli input importanti alla mia carriera sicuramente, questo quindi non c'è stato, non è stato uno solo, però uno in particolare che io ho avuto quando ero alla Nuorese, che avevo avuto precedentemente quando ero alla Corrasi, e secondo me è stata una persona estremamente importante perché erano gli inizi e soprattutto in quel periodo avevo bisogno di indicazioni precise, di avere dei riferimenti importanti. E questa persona era il professor Mele, Giovanni Maria Mele, che era l'allenatore che avevamo alla Nuorese, che io avevo avuto qualche anno prima anche alla Corrasi. È stata una persona importante perché lui è una persona che aveva vedeva molto più in là e quindi è stato importante perché già dall'inizio mi ha dato i parametri giusti su cui dovevo lavorare, mi ha dato le indicazioni giuste su cui dove dovevo migliorare e qualche volta mi ha dato anche qualche calcio nel sedere che sicuramente è servito a qualcosa. Diciamo che i calci nel sedere erano più di uno, però... Senti, su questo tema ti vorrei chiedere... Scusate, vi saluto, sono Fabio Vargiu. Ciao Gianfranco, scusate il ritardo. Ciao Fabio, nessun problema, tranquillo.
Devi pagare da bere a tutti dopo, te lo dico. Ma devo venire da te oppure vieni tu da noi? No, vengo io da voi, da bene. Con piacere. È un tasto che non è difficile da premere in queste lande, come ben sai. Senti, Franco Podda, un nostro dirigente, ti chiede, sempre a proposito insomma degli maestri, degli antichi maestri, mi verrebbe da dire, se c'è una frase motivante che ti è arrivata e che ti è rimasta scolpita nel cuore. Ovviamente se ce la vuoi regalare. Sì, scusami, finisco anche prima perché non ho risposto se diciamo, l'istruttore può avere un'influenza sui ragazzi. Assolutamente sì, chiaramente, perché comunque un ragazzo, pur avendo delle qualità, non ha tutte le capacità e non ha tutte le conoscenze per arrivare ad un obiettivo. Quindi sicuramente l'istruttore deve essere lì per poterlo guidare, per poter dargli delle indicazioni. L'importante è che la presenza, la figura dell'istruttore non sia mai troppo invasiva, nel senso che deve dare la possibilità al ragazzo di arrivare a fare le sue scelte da solo o a fare il suo percorso da solo, magari aiutandolo, supportandolo nei momenti di difficoltà senza mai risolvere i problemi per lui, perché è il ragazzo che deve trovare le soluzioni. Però è molto importante, ecco. Detto questo, una frase che mi ha particolarmente inorgoglito era stata una frase di Nevio Scala dopo una partita che giocammo contro la Juventus al Tardini ed era una partita decisiva perché noi eravamo primi e secondi o qualcosa del genere. E noi alla fine vincemmo la partita 1-0 dove io feci gol su punizione a 5 minuti dalla fine. E l'allenatore della Juve era Trapattoni a quel periodo, mi ricordo. E niente, dopo in sala stampa Scala disse semplicemente che la differenza l'aveva fatta il fatto che il Parma aveva in squadra Gianfranco Zola e questo aveva fatto sì che il Parma vincesse e la Juventus perdesse. Quindi era stata una frase che mi aveva veramente riempito di orgoglio, mi aveva ripagato, era una di quelle frasi che ripagano del tanto lavoro, del tanto allenamento, del tanto sacrificio che fai voglio dire, per primeggiare, per essere un giocatore importante per la tua squadra. Questo sicuramente era uno dei miei obiettivi e in quell'occasione Scala fu proprio bravo con le sue parole e mi riempì veramente di tanto di orgoglio. Sì, ma sei tu che hai insegnato a Maradona a tirare le punizioni o Maradona a te? No, a Maradona non gli si poteva insegnare niente in campo, assolutamente no. Magari fuori dal campo qualcosa sì, ma in campo no. Fuori dal campo avresti dovuto prendere l'abbecedario, ma questo è un altro discorso. Uno degli aspetti che mi interessa, insomma, per la mia professione è questo, che sembra quasi che la tua, Francoteli Azucchi, quando ha parlato della tua carriera, ne ha parlato come di un'ascesa, anche quando poi sei tornato a Cagliari, che sei andato a giocare in Serie B, se non ricordo male, in realtà era ancora a entrare nei cuori della tua gente, no? E quindi è ancora un'ascesa da un certo punto di vista, non calcistico, ma umano sì. Ma la parte che a me invece interessa sono le cadute. Mm-hmm. I momenti di crisi, se ci sono stati, quando ci sono stati, se ci vuoi raccontare qualche aneddoto, ma soprattutto come ti sei rialzato. Ma guarda, ti assicuro che ci sono stati tantissimi momenti di caduta nella maniera più assoluta, anche perché, voglio dire, io
ero veramente ossessionato dall'idea di migliorarmi ogni giorno, di diventare uno dei più bravi giocatori al mondo. Io ero molto ambizioso dentro di me, anche se magari esternamente non lo davo a vedere, però io avevo sempre ambizioni molto alte. E quando raggiungevo un obiettivo ero sempre lì pronto a darmene un altro, proprio perché avevo bisogno di motivarmi per allenarmi duramente. Probabilmente uno dei momenti più brutti è stata quando nei mondiali del 94 fui espulso al mio esordio, dopo 9 minuti. Sicuramente quello, per me, quel mondiale rappresentava veramente tanto, era uno dei miei sogni. Io sono cresciuto dentro come calciatore a seguito dei mondiali dell'82. Al mondiale dell'82 avevo 16 anni, è lì che, diciamo, la grandissima passione per il calcio è cresciuta ancora di più, proprio perché siamo cresciuti col mito di quel mondiale dell'82, quindi farne parte, io personalmente, farne parte è stato il coronamento di un sogno, e quindi quando voglio dire, ebbi quell'occasione di entrare in campo e di cercare di diventare uno dei protagonisti, quell'espulsione mi ha veramente troncato le gambe. Quindi quello è stato un momento sicuramente molto difficile. Per contro, uno dei più belli è stato sempre con la nazionale fare gol a Wembley in Inghilterra. Quello è sicuramente stato uno dei momenti top. Cosa mi sono detto? Guarda, i momenti difficili non mi hanno mai dato fastidio, non mi hanno mai preoccupato, perché sì, da quando ero un ragazzino che ero alla Corrasio, ma anche alla Nuorese, e anche alla Nuorese ho avuto dei momenti difficili sicuramente. Ero bravo a raccontarmi delle storie. Quando ero proprio giù, che avevo secondo me subito un torto perché le cose mi erano andate storte, ero molto bravo a raccontarmi delle storielle dicendo, come per dire, non so, se qualcuno non mi faceva giocare, se un allenatore non mi faceva giocare, ero bravo a dirmi: adesso te la faccio vedere io cosa so fare. O per dirti, non so, una squadra perdeva una partita male, magari, non so, mi dicevo: bene, adesso quando giocheremo la prossima partita vedremo cosa succede. Proprio delle piccole sfide, no? Delle piccole, tipo Zabalentia nostra, no? Di dire: ok, mi hai fatto questo, adesso ti faccio vedere cosa ne fa. In qualche modo mi aiutavano, perché mi davano, non so, una specie, qualcosa come rabbia, no? Ma una rabbia positiva, canalizzata, e mi permetteva di allenarmi più duramente, di andare oltre quelli che erano i miei limiti, e questo è sempre stato molto importante. È una cosa che ho sempre avuto e se devo essere sincero ce l'ho ancora, è una cosa che mi aiuta, è un modo che mi stimola a reagire. Wow, tanta roba queste cose, sono indicazioni Guarda, c'è anche... preziosissime quelle che ci stai dando, Gianfranco. Ti ringrazio, guarda, c'è una domanda di un ragazzo, Sì, Augusto Manca. Guarda, ti fai l'assist e ti rimporta al solo. Approfitto per perché... dirla io la domanda, però vedo che lui è super preparato. Eccola. No, allora, ciao Augusto, non ti vedo... Ah, eccolo qua, ciao. Allora, Gianfranco. Ciao, tutto bene? Sì. Sì, sono un ragazzino della Polisport. Molto piacere. Quanti anni hai? 11. Bene, tanto piacere. Volevo farti una domanda. Sì. Quando ti sei accorto che avevi la stoffa per entrare nei professionisti, per giocare con i professionisti? Ok, bellissima domanda. Allora, prima rispondo ad Augusto e poi rispondo a te, ok? Allora, Augusto mi chiede: sognare di giocare a pallone ti ha aiutato a diventare un campione? Assolutamente sì. Sicuramente
avere l'ambizione e il sogno di diventare qualcosa è molto motivante, ti aiuta tantissimo. L'unica cosa che non bisogna fare l'errore di pensare che basta solo pensare o sognare di diventare un campione per diventarlo. Poi alla fine tutto quel sognare o immaginare di diventare un qualcosa, sia che sia un calciatore o cantante o attore o qualsiasi cosa, o dottore, quello che vuoi, è importante immaginarlo, ma poi questa immaginazione, questa idea bisogna trasformarla in lavoro duro. Quindi bisogna dedicare tempo. Da qua non si scappa, è fondamentale, Augusto. Bisogna dedicare tempo, ma tempo e anche energia, nel senso che se ci si deve allenare 2 ore, ci si deve allenare 2 ore, ma poi bisogna anche fare tutta un'analisi, bisogna pensare a come ci si è allenati, se ci si è allenati bene, se ci si può allenare meglio. Sono tutte queste piccole attività che ti stimolano e che raffinano quello che tu fai. È un processo che è veramente molto potente, ti permette veramente di fare dei grandissimi miglioramenti. Ok? Quindi certo, sognare, dedicare tempo e dedicare attenzione e pensiero a quello che stai facendo. Grazie Okay? mille. Prego, Grazie. di niente. Allora, tornando all'altra domanda, allora, probabilmente uno dei momenti in cui mi sono accorto che avevo qualcosa, proprio ho realizzato dentro di me coscientemente, forse a questo gioco ho una chance di diventare qualcuno. È stato il secondo anno della Nuorese e non sto scherzando, perché dopo il girone di ritorno abbiamo fatto tutto il girone di andata in cui io ho giocato, ma non ho fatto ho fatto un campionato normale. Poi nel girone di ritorno qualcosa è cambiato, non so, qualcosa dentro di me come una molla che fosse scattata. E lì in effetti ho cominciato a cambiare marcia, soprattutto perché mi accorgevo di fare delle cose che non avrei mai pensato di poterle fare, erano cose che mi venivano da dentro. Non so, delle giocate che sinceramente non pensavo neanche di poter fare, di saper fare, ma sempre assecondando il mio istinto, lasciandomi andare. Questo mi ha permesso di fare delle cose che devo essere sincero, la gente era sorpresa, io ero il primo a essere sorpreso, perché erano cose che non ero mai stato capace di fare fino a quel momento, e che improvvisamente mi venivano fuori in maniera naturale. Ok, grazie. Prego. Senti, Stefano Salis tira fuori un elemento fondamentale per quanto mi riguarda, cioè qui sono presenti tecnici, dirigenti, i ragazzi. Lui ti chiede quanto sono stati importanti i tuoi genitori nella tua carriera? Ma guarda, è chiaro che ognuno di noi è molto, molto grato e molto legato ai propri genitori, perché comunque sono i nostri genitori. Io ai miei sono super legato e super riconoscente, anche perché, voglio dire, loro hanno avuto un ruolo fondamentale, mi hanno supportato. Allora, quando io avevo 17 anni, io ancora andavo a scuola e cominciavo a giocare con la Nuorese. Cioè io in quel periodo là non avevo, mi rendevo conto che la mia attenzione, la mia diciamo, attenzione era completamente rivolta al calcio. E quindi presi una decisione che era quella di non proseguire con le scuole. I miei genitori, in genere, quando tu comunichi una decisione del genere, i tuoi genitori ti dicono no, giustamente. Però loro, in qualche modo, loro capirono. Io e mio padre abbiamo avuto una conversazione in cui gli spiegai: guarda, io faccio fatica a stare dietro alla scuola in questo momento, perché
mi voglio dedicare completamente al calcio, penso di avere un'opportunità, ti devi fidare di me, quindi mi dovete capire. E loro subito mi supportarono, mi aiutarono in tutto e addirittura si misero a disposizione anche per portarmi agli allenamenti, in tutto, ogni volta che dovevo andare, perché io abitavo a Oliena. E furono eccezionali perché, ripeto, capirono la situazione, mi supportarono e mi diedero l'aiuto e la comprensione di cui in quel momento avevo bisogno. Non che io non finì le scuole, io feci 3 anni invece che i 5 anni che bisognava fare, però, ripeto, dà una dimostrazione di quanto loro fossero presenti e di quanto fossero di aiuto in quello che io volevo fare, insomma. Prima che ti sollevi la palla per tirare da solo, te lo faccio io l'assist, perché ci sono 2 domande simili, una che arriva dai tecnici della Polisport e una che si connette bene a quella che fa Emanuele Trementozzi dalle Marche, che riguarda l'attuale carenza di numeri 10, cioè la differenza che c'è tra il calcio che hai giocato tu in quegli anni e il calcio di oggi, il ruolo del numero 10 che è cambiato moltissimo a quei tempi. Lui fa l'elenco: Totti, Baggio, Del Piero, Zola, e poi ce n'erano anche altri, insomma, di numeri 10. Adesso i numeri 10 sono Messi e Ronaldo, che hanno un modo di giocare completamente diverso da quello che avevate voi, sempre che siano all'altezza, non negli ingaggi, ma in campo di quello che facevate voi. Sì, no, l'ho aggiunto io, certo, no. Guarda, il calcio è diverso, Andrea. Negli anni 90, gli anni 2000, insomma, le squadre, le organizzazioni delle squadre erano completamente diverse. C'erano le squadre forti, tutte le squadre forti, le squadre migliori erano fatte di una difesa molto forte, quindi dei difensori molto bravi a marcare, molto bravi a difendere. Poi c'era c'era il fantasista, che era quello che costruiva gioco, e poi c'era il finalizzatore, che era il centravanti o l'attaccante. Quindi tutto il calcio si basava sul fatto che la squadra fosse solida perché aveva una difesa solida, che avesse un buon creatore di gioco, quindi un buon fantasista che era capace di far gol, ma anche di inventarsi l'assist, di creare gioco, e poi il classico bomber che finalizzava. Quindi è chiaro che nella fantasia dei ragazzi, io ero uno di quelli, quello che volevi diventare o un bomber o volevi diventare il numero 10, soprattutto se eri un giocatore offensivo. È chiaro, se eri un giocatore difensivo è un discorso diverso. Quindi è quella la ragione per cui c'era una grande ricchezza di giocatori di questo genere. Tutti volevano fare quel ruolo là e quindi tutti sognavano e quindi di conseguenza lavoravano e investivano tempo e energie per diventare quel tipo di giocatore. Adesso è diverso, adesso il calcio tutti sanno giocare, a partire dai difensori. I difensori adesso sono più centrocampisti che difensori. Se vedi come difendono, difendevano meglio i centrocampisti di 20 anni fa che i difensori di ora, perché le richieste sono diverse. Adesso tutti vogliono giocare da dietro, tutti devono saper giocare da dietro, e quindi tutti sono dei costruttori, dei creatori di gioco, mentre i fantasisti che ci sono ancora si devono adattare a giocare in posizioni diverse, o devono fare nei 4-3-3, nei moduli 4-3-3, o devono fare gli esterni, o devono fare il finto centravanti, oppure devono fare le mezzale. E, ripeto, il calcio è lo stesso, però la concezione, il modo come viene visto in questo momento è leggermente diverso. I giocatori si devono adattare di conseguenza a giocare
a giocare, a entrare in un contesto organizzato di calcio attuale. Quindi Messi deve fare o l'esterno destro oppure il finto centravanti, come lo facevo io d'altronde nell'ultimo mio anno al Cagliari. Quindi ecco, queste sono le differenze tra 20 anni fa e ora. Andrea, Quindi, sì, dimmi. no, do una mano perché ci sono 20 persone che stanno seguendo la diretta streaming e Luca Bellu argomenta un po', quindi cerco anche di sintetizzare. Certo. Il calcio di oggi è cambiato, quanto è più importante il fisico rispetto alla tecnica all'estero. L'altezza media di un calciatore è di 183 centimetri, il che limita spesso la tecnica di un calciatore. Il vero appassionato di calcio oggi vuole vedere il bel gioco, la bella giocata, il colpo di tacco che smarca il compagno. Gianfranco, tu sei stato una rarità come pochi campioni in quel periodo. Secondo te le società sbagliano con la selezione dei futuri calciatori? Ma guarda, io sai, non ho la presunzione di dire se sbagliano o no, perché non conosco tutti i criteri secondo i quali le società scelgono i giocatori. Io penso che comunque i giocatori con grande creatività e grande tecnica siano giocatori che serviranno sempre in qualsiasi tipo di calcio. È chiaro che a volte la differenza la fanno queste qualità, ma in altri casi, in altre situazioni la possono fare l'aspetto fisico. Per esempio, l'Atalanta è una squadra estremamente fisica e sicuramente fa della sua fisicità una delle armi più importanti. Detto questo, hanno anche comunque delle qualità tecniche, perché hanno giocatori come Muriel, come Ilicic, come avevano Gomez, che comunque facevano la differenza, però ognuno cerca di usare le sue armi. Ripeto, Guardiola ad esempio è uno che gioca con delle mezze punte come mezzali, gioca con tantissimi giocatori piccoli, tecnicamente molto bravi, perché crede in quel tipo di calcio. Ripeto, il vantaggio del calcio è che ci sono tanti modi per poterlo interpretare, tanti modi per poterlo giocare. Io personalmente ritengo che non si potrà mai fare a meno della tecnica, della creatività, e questa probabilmente è una delle ragioni per cui nel 97 io lasciai l'Italia per andare all'Inghilterra, proprio perché in quegli anni là in Italia, secondo me, si puntava troppo all'aspetto fisico e si stavano tralasciando altri aspetti che erano fondamentali, come ho detto prima, la qualità tecnica, l'immaginazione, la creatività erano in qualche modo, secondo me, diciamo trascurate a discapito magari della preparazione fisica o del tatticismo, che sono, ripeto, anche quelle componenti importanti, ma non sono solo le componenti. Ecco. Posso fare una domanda? Certo, Andrea. Posso? Certo. Sì, vai. Gianfranco, ti volevo chiedere una cosa. Come vediamo, cioè io credo che il problema principale in questi anni comunque sia il fatto che in Italia sta venendo più a mancare, come sempre, l'abilità nell'1 contro 1, nel duello, che per me da 15-20 anni a questa parte, diciamo, da quando giocavate voi, è andata sempre a perdersi purtroppo queste abilità. In Italia comunque abbiamo le squadre italiane, i giocatori forti sull'1 contro 1, ma sono stranieri, a parte l'unico adesso che nell'1 contro 1 nel duello, l'unico italiano che comunque ha coraggio, che osa, è Federico Chiesa, lo stiamo vedendo. Gli altri che può fare un po' di differenza a livello europeo, gli altri a livello italiano no. Siccome tu sei stato anche Insigne è uno che sì, anche Insigne, sono pochissimi rispetto a quelli che c'erano 15-20 anni fa, quando c'eravate voi, che eravate
parecchie forti. Quello che ti chiedo, tu comunque hai visto campionati esteri, sei stato in Premier League anche poco tempo fa come allenatore insieme a Mister Sarri, comunque tu hai visionato anche giovani come allenano in quegli ambienti là. Hai trovato differenze? Cioè, che differenze ci stanno? Perché gli stranieri, giocatori stranieri sono veramente forti nell'1 contro 1 nel duello, in Italia invece c'è una grossa fatica nel duellare, nell'avere il coraggio di andare a duellare. Ecco, se hai trovato, ci sono queste differenze. Scusami per la domanda. Guarda, questa è una bellissima domanda. Allora, ti assicuro, io mi ricordo benissimo quando mi allenavo, quando facevo gli allenamenti durante la settimana, c'era un allenamento in particolare che era quello che mi faceva stare meglio di tutti. Ed era quando il mercoledì, dopo la parte fisica fatta in palestra, dopo la preparazione, il lavoro di forza in palestra, andavamo fuori a fare gli 1 contro 1, i 2 contro 2, i 3 contro 3, dove allenavi, trasformavi la forza fatta in palestra in forza in campo, forza veloce. Ed era l'allenamento in assoluto più prezioso di tutti, perché era quello che mi faceva stare meglio come gambe, mi faceva stare meglio come me personalmente. Io ho imparato giocando in strada, come dicevamo noi, andavamo a dribblare. Era quello, il nostro gioco in strada era quello, andare a prendere una palla e fare lo scontro nell'1 contro 1 con il ragazzino che avevi di fronte. Se lo saltavi facevi gol, perché così si giocava in quel periodo. E io ritengo che sia io quando ero alla Watford facevo sempre la stessa cosa. Noi ci allenavamo almeno 2 volte a settimana nell'1 contro 1. E lo ritengo una cosa fondamentale, perché poi alla fine la differenza la farà sempre quello, perché se no altrimenti diventa, se si continua a passare la palla, a muovere la palla, che è una cosa molto importante che c'è nel calcio di adesso, alla fine poi la partita rimane sempre in stallo. Allora, io uso sempre come riferimento Guardiola, perché secondo me è bravissimo in queste cose qua. Guardiola è uno che muove la palla tantissimo, diciamo, è una delle squadre che fa più possesso in tutta l'Europa. Però in tutta la fase di possesso c'è sempre una fase in cui la palla arriva o a Sterling da una parte o dall'altra parte a uno degli altri, Mahrez o chi per lui, che vanno sempre a cercare l'1 contro 1. Lo cercano sempre, perché è una parte fondamentale. Quindi io non lo so se in Italia ci dedicano ancora tempo, ma se voi siete allenatori, per favore non trascuratela questo aspetto qua, perché è una cosa troppo importante, perché quella è quello che vi farà, non è l'unica cosa, ma è uno di quegli aspetti che farà sempre saltare gli equilibri. Se voi avete un giocatore bravo a saltare l'uomo, è quello che farà sempre saltare gli equilibri della squadra avversaria a vostro favore, quindi è una cosa che va sempre curata. Grazie. Diamo spazio alla chat. Augusto Manca ti chiede: in quale stadio ti sei emozionato di più? Sicuramente uno di quelli che mi ha emozionato di più, Wembley, il vecchio Wembley. Non tanto perché per la partita, perché per l'atmosfera, ma proprio anche per il fascino. È considerato uno degli stadi dove tutti vorrebbero giocare. Ripeto, giocandoci con l'atmosfera che si crea in alcune partite è veramente qualcosa di speciale. Grazie mille. Piacere. Invece Mister Palmas, Marco Palmas ti chiede: spesso si parla di esempi da seguire per i giovani. Volevo chiedere a Gianfranco se i ragazzi dovrebbero fermarsi a guardare solo la giocata o debbano prendere come esempio i campioni a tutto tondo come Maldini e lo stesso Zola. No, allora chiaramente per un ragazzino che guarda, che ha una certa età, è chiaro che andare a vedere la spettacolarità della giocata è quella che ti fa innamorare, è quella che crea più energia positiva e sicuramente queste sono cose molto importanti, però
No, non è solo quello, bisogna anche guardare tanti altri aspetti. Io mi ricordo da ragazzino, quando guardavo il calcio, uno dei giocatori che mi piaceva guardare tantissimo era Junior, il brasiliano, non so se vi ricordate. Era Noi un giocatore... che abbiamo la barba bianca, sì. Esatto. Sì. E a me mi piaceva soffermarmi a vedere quello che lui faceva, come si muoveva, come calciava la palla, il tipo di passaggio che faceva. Cioè, mi piaceva cogliere tutti questi aspetti qua, che poi sono stati molto importanti, perché poi ti accrescono la tua intelligenza calcistica. È chiaro che tu come ragazzo vorresti guardare sempre la giocata, però io invito tutti gli atleti che ci sono qua, li invito proprio ad essere attenti ad osservare, non so, Maldini può essere sicuramente era un esempio. Adesso non so che per i ragazzi quali possano essere gli esempi che loro seguono, ma se hanno un giocatore in particolare che loro ammirano, che lo guardino, ma che non lo guardino solo fare la giocata, lo guardino anche come si muove, come si smarca, come controlla la palla, come tiene il corpo, la postura del corpo, la testa. Sono tutte cose, tutte informazioni piccole, ma che sono di un'importanza fondamentale per crescere, per diventare ancora più bravi. Bene. Paolo Belloi, spazio a un altro ragazzo della Polisport che ti chiede quale tra Dybala, Insigne e Gomez vedi più simile al tuo modo di giocare. Gomez è Papu Gomez? Papu Gomez, sì. Credo, sì. Ma guarda, secondo me, per come ero io, probabilmente Dybala è quello che si avvicina ancora di più. Perché? Perché io da ragazzino facevo l'attaccante, facevo proprio centravanti, senza fisico, però facevo l'attaccante. Poi però quando sono andato alla Torres ho imparato a fare il centrocampista, e lo stesso ho fatto quando sono andato a Napoli, facevo la mezza punta, il centrocampista offensivo. Poi invece sono andato al Parma e sono tornato a fare l'attaccante. E probabilmente io ero una via di mezzo tra un centrocampista offensivo e un attaccante. Quindi guardando i tre giocatori che mi avete indicato, probabilmente Dybala è quello più simile a me. Anche lui è una via di mezzo tra un attaccante e un centrocampista offensivo. Mi viene da chiederti, sempre rivolgendoti ai ragazzi, hai detto che sei stato utilizzato, passami questo termine tra virgolette, dagli allenatori che hai avuto alla Nuorese, alla Torres, a Napoli, al Parma, in maniere diverse, in ruoli diversi. Sì. Quindi la tua crescita è passata dal fatto che tu abbia interpretato ruoli diversi. No, assolutamente sì, ma questo è fondamentale. Uso una parola inglese, knowledge, conoscenza. Se tu ampli le tue conoscenze, diventi più bravo, se sai fare solo una cosa, dopo una partita ti leggono, capiscono quello che fai, ti prevedono quello che fai e sei morto. Devi essere capace di sorprendere gli avversari, di sorprendere gli allenatori avversari, devi essere capace di interpretare le situazioni e quindi di conoscere modi diversi di giocare. Devi essere in grado di giocare sia in avanti, sia a centrocampo, sia nelle zone esterne. Anche perché poi la mia interpretazione del ruolo anche da attaccante era quella di essere un attaccante molto mobile, e quindi in qualsiasi zona del campo tu devi sapere come massimizzare le tue capacità. Questa è una cosa fondamentale. Cioè, se tu sei sulla parte sinistra del campo, all'altezza dell'area di rigore, e tutte le volte che vai a puntare l'attaccante ritorni sul piede destro e tiri a giro, la prima volta ti viene bene, la seconda ti viene un po' di meno, la terza ti leggono e ti portano via la palla. Ma se tu su quella zona di campo
sei in grado di essere pericoloso sia andando sul piede destro e poi tiri a giro, ma anche di andare sul sinistro e tirare in porta col sinistro, allora il difensore prima di prendere una decisione ci pensa 2 volte. Massimizzare le prestazioni in ogni zona del campo. Lo voglio sottolineare questa frase che hai usato. E poi un po' di polemica. Il papà di Augusto manca, quindi per ogni collegamento ci sono più persone che ci stanno ascoltando. Ci dice se secondo te gli agenti dei calciatori hanno rovinato il calcio, visto che di bandiere non se ne vedono poche. E questo vale per i giocatori. Voglio allargarla questa domanda, perché a noi interessa moltissimo il settore giovanile, il calcio giovanile, no? Voglio dire, se sono un problema nel calcio giovanile l'arrivo degli agenti anche in età così precoce. Ma io qualcheduno lo appenderei a testa in giù, se devo essere sincero. Sì, perché sì, in effetti sai, non devo dire, sai, quando sei un giocatore affermato, è chiaro che sei un giocatore affermato, non puoi bloccare un giocatore che magari è al Verona, per dirti, uso una squadra a caso, al Verona, che gli viene chiesto di andare alla Juventus, dove può competere a livello può competere per vincere il campionato, per vincere la Champions League, guadagna molto di più. Sai, non puoi privare a un giocatore questa opportunità, però allora in questo senso, in questo contesto là, avere un agente che è in grado di portarti in una squadra del genere può avere anche un senso. È chiaro che se tu sei un ragazzino di 13 anni che stai cominciando a imparare a giocare a pallone, che stai facendo anche bene perché hai del talento e subito ti si piomba un agente che ti porta via da là, che ti promette che ti porta di qua e mette delle cose in testa ai propri genitori, sono un po' in disaccordo in questo senso. Quindi in effetti voglio dire, probabilmente bisognerebbe limitarli solo per i giocatori di una certa età. Ma queste purtroppo, sai, Andrea, sono sempre le solite cose, sai, in un sistema non tutto funziona alla perfezione, ci sono poi delle cose che vanno, non vanno come dovrebbero andare, insomma. Certo. Grazie mille. Prego. Vorrei invitare il presidente Trementozzi a farla a voce la sua domanda, invece che leggerla io. Sì, avevo scritto, essendo presidente di una società che tra le realtà ha un settore giovanile femminile e andiamo con bambine dai 7 ai 15 anni, più la prima squadra, quindi parliamo di circa 50 ragazze tra bambine e ragazze. Cosa pensa Gianfranco della crescita del calcio femminile in Italia? E poi ho scritto una richiesta, se era possibile, siccome le ragazze conoscono questo incontro, se era possibile appunto salutare la Boca Girl, perché tenevano tanto a salutare Gianfranco sapendo che avrei partecipato a questo webinar. Guarda Presidente, io devo essere onesto, non conosco il calcio giovanile, il calcio femminile in Italia al punto da potermi permettere di dare dei suggerimenti su come crescere o no, sinceramente. E me ne dispiace di questo, non ho avuto modo di potermene interessare. Quindi probabilmente non sarebbe di aiuto qualsiasi cosa dica. Per quanto mi riguarda, comunque, voglio dire, adesso non conosco neanche quali siano le problematiche delle squadre di ragazzi del calcio femminile. Secondo me i principi che poi regolano il calcio maschile sono gli stessi principi che regolano il calcio femminile e così via. Quindi spero che così possiate prendere spunto da qualche indicazione, qualcosa che magari ho potuto dire e potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda il saluto lo faccio con estremo piacere. Spero che le cose stiano andando bene, spero che siate... insomma, possiate ottenere migliori risultati possibili, insomma. Vorrà dire che mi documenterò.
Prometto, Emanuele, che mi informerò e seguirò la vostra squadra, ok? Facciamo tutti il Grazie mille, tifo. Gianfranco. Facciamo tutto il tifo per il Boca Gerda oggi. Ormai è la nostra seconda squadra. Gianfranco, Sì. Chi sei? volevo- Chi sei? Presentati. sono Alberto Cao, Bene. Ciao Alberto. un ragazzino della Polisport, e volevo farti una domanda. Sì. Volevo chiederti se hai mai avuto, cioè se ti è mai capitata l'occasione di trovarti davanti alla porta e aver avuto paura di sbagliare, e poi come sei riuscito a uscirne dalla paura. No, guarda, mi è capitato più di una volta, credimi. A volte soprattutto quando, sai, sono delle partite importanti e quando ci tieni in maniera particolare, rischi di essere impaziente, rischi di sentire un po' di pressione e quindi di non essere libero, di non essere sciolto. Secondo me è stata una cosa che mi ha aiutato tantissimo in questo, quando mi capitava di andare a tu per tu col portiere, ed è un'indicazione che faccio a tutti voi che giocate a calcio. Cercate di non guardare il portiere, ma cercate di guardare dietro il portiere, la rete. Ok? Perché è una questione della psicomana, no? Sei attratto dal portiere e quindi spesso e volentieri tiri addosso al portiere. Invece se tu il portiere lo ignori e guardi dove la palla deve andare, cioè l'angolo di destra o l'angolo di sinistra o sopra il portiere, ma non guardare mai il portiere, ma guardare oltre il portiere. Quella è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, perché mi ha dato un focus. Il mio focus era mettere la palla dietro il portiere, non addosso al portiere. Quindi non devi guardare il portiere, devi guardare oltre. Ok? Okay. Vedrai che è una cosa, tu provala in allenamento e vedrai che è una cosa che funziona tantissimo. Ok, grazie. Prego. Il papà di Augusto Manca ci mette un altro dito nella piaga, ha la capacità di tirare fuori le aree più critiche del calcio italiano, soprattutto in questo caso quello giovanile. Dice: se esiste una ricetta per educare i genitori che spesso sono tifosi, che sfogano le loro frustrazioni, insomma, dietro la rete la domenica, guardare i ragazzi. No, c'è, assolutamente c'è un modo. Basta lasciarli a casa. No, in effetti questo non è un problema solo dei genitori in Italia, ma è un problema anche in Inghilterra, è un problema dappertutto. Mi ricordo, io portavo mio figlio a giocare nel parco con la squadretta nel parco dove c'erano i genitori come me, se ne sentivano di ogni colore. Purtroppo è una cosa, questo purtroppo è il problema, che i genitori, ripeto, cercano caricano di pressione i ragazzi perché, non so, vedono nel ragazzo che gioca a pallone come un modo per, in qualche modo, si impersonano troppo in loro e sono troppo partecipi, quando il ragazzo ha solo bisogno di supporto positivo e poi deve compiere i propri errori e soprattutto deve fare i suoi errori. I genitori dovrebbero essere là per aiutarli e supportarli a capire che l'errore è una parte fondamentale nel nostro insegnamento, non che devono stare addosso al ragazzo perché ha sbagliato un rigore o perché ha sbagliato un dribbling o perché ha fatto un autogol, ma devono anzi incoraggiarlo a rivivere quel momento, a imparare da esso per diventare più bravi. Questa è una cosa che veramente, probabilmente concettualmente molti la capiscono, ma non sono in grado di gestirla quando sono a bordo campo. Ma è una cosa fondamentale. Grazie, parole sante. L'errore del ragazzo, l'errore è una cosa di un'importanza capitale. Grazie. Prego.
Un'altra domanda sempre che riguarda le emozioni. Damiano Colomo ti chiede, hai mai avuto problemi a gestire le tue emozioni in campo, nelle partite, per esempio con lo stadio pieno? Sì, assolutamente. Noi siamo degli esseri umani e che passiamo attraverso stati emotivi diversi e questi stati emotivi creano dei agenti chimici, Andrea tu sicuramente lo sai meglio di me, che poi condizionano il nostro corpo. Noi siamo fatti in questo modo. Un'emozione positiva crea delle sostanze chimiche nel nostro corpo che ci fanno andare a 1000 all'ora. L'adrenalina è una di queste. Quindi sì, assolutamente, anzi, il mio invito è quello di esplorare questi aspetti qua, cercare di comprenderli, cercare di capirli e di accettarli. Il fatto, ad esempio, una credenza comune è quella che un grande giocatore, per dirvi, posso dire Maradona piuttosto che Messi, piuttosto che Ronaldo, sia il giocatore che va in campo ed è sempre freddo, sa sempre quello che c'è da fare, fa sempre la cosa giusta. Non c'è cosa più sbagliata di questa, sono cose, tutti quanti siamo esseri umani, tutti quanti diciamo dobbiamo far fronte ai nostri stati emotivi. Quello che fa la differenza è conoscerli e saperli ignorare. Cioè a me mi è venuto spesso e volentieri paura di sbagliare un gol. Se io ci penso è peggio. Io ho imparato a ignorare questi impulsi, a lasciarli fluire, a non assecondarli. E man mano che ho imparato questo meccanismo sono diventato quasi immune a questo tipo di cose. Non del tutto, ma quasi immune. Mi ha aiutato molto nella gestione. E questo è un aspetto fondamentale. Andrea, tu lo sai meglio di me questo. Ti sei mai fatto aiutare a gestire questo tipo di emozioni? Sì, noi a Parma avevamo eravamo una delle prime squadre che avevamo lo sport psychologist, il psicologo sportivo. Se mi ha aiutato non lo so. Credo che più che lui sia stata, senza nulla togliere a lui, sia stata la consapevolezza di queste dinamiche, la comprensione di queste dinamiche. E poi negli anni ho imparato una tecnica che mi ha aiutato tantissimo e che suggerisco a tutti, anche ai ragazzi, anche se per i ragazzi è molto più difficile da fare, sono le pratiche meditative. Molto, ma molto importanti. È chiaro che tutti magari la vedono in un certo modo, ma la pratica meditativa non è altro che un allenamento. È un allenamento, come alleni le gambe, come alleni la tecnica, come alleni calciare le punizioni o i rigori, allenare la propria mente è un altro modo importante per crescere. E le meditazioni sono un modo per imparare ad allenare la nostra mente, quindi le nostre emozioni e il resto. Cambiamo completamente argomento per chiederti, Daniele Mele ti chiede chi è il miglior centrocampista in attività in Europa in questo momento. Allora, in Europa, io mi voglio fermare in Italia, ok? Senza andare tanto in Europa, non voglio andare in giro. A me piace da matti Nicolò Barella. Credo che i miglioramenti che sta facendo questo ragazzo e soprattutto la serietà che dimostra e che mi fa pensare che migliorerà ancora ulteriormente è incredibile. Quindi io vado per Nicolò. Faccio un'eccezione se mi chiedi anche giocatore, un centrocampista a livello mondiale. De Bruyne è un giocatore che è un altro di quelli che ti fa perdere la notte, insomma.
Altra domanda, una curiosità questa, in quale delle squadre del calcio italiano attuale avresti voluto giocare? Bella domanda. Questa è difficile, è una Wow. curiosità, però mi rendo conto che sia un po' imbarazzante, dai. Oddio. Guarda, non lo so, probabilmente per affezione, sarei contento di poter giocare ancora per il Cagliari. No, lo dico molto sinceramente, ci ho giocato gli ultimi 2 anni della mia carriera, però sono stati 2 anni bellissimi. Dal punto di vista umano, veramente sono state fantastici. Quindi probabilmente ti dico subito a prima chitto, rispondo col cuore in primis, direi Cagliari ancora. Quindi proveresti gusto ancora a segnare alla Juve, come ci chiede... Sarebbe un gusto doppio. Non me ne vogliono gli juventini, ma sarebbe un gusto doppio. No, scherzo. Da te lo accetto, dai. Eccolo qua. Eccolo qua, è venuto fuori il gobbo. Vabbè, sono anche triste oggi, quindi... No, ma nel senso, voglio dire, è chiaro, quando segna la Juventus, segna la squadra più forte d'Italia, quindi voglio dire, è un orgoglio particolare, quindi in questo senso lo intendevo. Gianfranco, per mutuare la politica, alla Polisport la maggioranza relativa è di juventini. Dove, scusa, alla? La maggioranza relativa alla Polisport è di juventini. Ma quindi devi fare un repulisti, Presidente. Devi fare un lavoro di pulizia là. Chi ti sta intervistando è juventino. Cosa vuoi fare? Oh, mamma mia, è proprio vero. Dicono che il pesce puzza prima dalla testa. Scusami. Non so che cosa fare, guarda. Non so che guarda, però voglio dire questa cosa, però. Io Gianfranco dico questa cosa personale, ma insomma per discolparmi, io sono... No, non mi dire che sei anche tu juventino. Sì, di me ti stavo parlando. Stavo parlando di lui. Scusami, no, scusami. No, io sono di Selargius, sono cagliaritano di Esatto. Selargius, ma ci sono 2 squadre che mi fanno perdere la lucidità quando se ne parla o quando le guardo. E sono la Juve, l'abbiamo appena detto, e la Nuorese. Queste sono 2 squadre che mi fanno completamente perdere la lucidità. Quando si parla della Nuorese io non sono più lucido. Cioè, se Maurizio Soto non spende abbastanza soldi per fare lo squadrone mi innervosisce, capito? È così. No, ma scherzo, figurati, ognuno poi... certo. Ognuno cioè, se non ci fossero questi piccoli sfottò, alla fine poi diventerebbe troppo... Bisogna alleggerire. Tra l'altro sei alto 1,60. Scusami Gianfranco, quel gol l'hai segnato di testa. Ma guarda, figurati, immaginati quanto fortemente volevo fare gol contro la Juve. Guarda. Mi sono pure scaraventato in alto. Me lo ricordo benissimo. Maurizio, scusate. Tra Turam e Zebinà, tra l'altro. Esatto. Sto cercando di accontentarti, Andrea, ma non spendendo, prendendo giocatori di valore, che è una cosa diversa. Wow. Ma il tifoso, capisci? Gianfranco ce ne insegna, il nostro grande Gianfranco ci insegna che il giocatore deve avere prima l'appartenenza di maglia e poi magari chiedere qualche valore in più. Ma il presidente, tranquilli che quando fa una campagna acquisti deve mantenere i piedi per i soldi e dietro l'angolo. Dobbiamo stare attenti a non farci male, tutto lì. Certo, giusto, assolutamente. Ma è giusto. È il tifoso che non vede l'ora. Cioè poi io da presidente devo comunque portare avanti i valori del 1930, certo. E devo far sì che la Nuorese sia sempre tra le prime squadre, non sia tra le ultime, e cercare qualcosa in più. Certo. Oggi ci hanno appena detto che ancora non si è deciso la ripartenza, non si sa ancora cosa dobbiamo fare, quindi noi eravamo già pronti a prendere 3 rinforzi, ma siamo fermi, non sappiamo cosa fare. Certo. Perché se ripartiamo a 0 punti, 7 partite, probabilmente ce la giochiamo. Certo, ma questa è una situazione terribile per tutti, Presidente, bisogna portare pazienza. È così.
è così. Forza Come coraggio. avrebbe, come Due anni avrebbe non molto affrontato... fortunati. Scusate, utilizzo questo riferimento al Covid, che siamo riusciti per un'ora e mezza a lasciare fuori da qua, però vorrei invece fartela questa domanda. Come avresti reagito se fossi stato un giovane calciatore in questo momento storico qua? Oddio, Andrea, cosa ti posso dire? Per essere precisi, dovresti viverla questa situazione. Guarda, io ho sempre cercato in qualsiasi situazione, di cercare di vedere sempre gli aspetti positivi, no? In una situazione così io starei a pensare qual è il modo migliore per, non so, per crescere, cosa potrei fare ogni giorno di più per poter, quando il campionato riprende, essere più bravo di prima. Cioè magari, non so, dedicare più tempo, questa è un'opportunità perché siccome non sto giocando, posso dedicare tanto tempo a vedere dei giocatori, cercare di migliorare qualcosa nel mio gioco, cioè indirizzare la nostra attenzione, la nostra mente verso qualcosa per un obiettivo e quindi approfittare di questo tempo che noi abbiamo adesso in questo momento per accrescere il nostro bagaglio di conoscenze, di capacità, non so. Io sto per dire, sto campando un'idea, cioè nel senso io in questo momento non sto allenando, ok? Potrei stare qua, ho tanto tempo a disposizione, potrei stare qua scusate, passatemi il termine, a cazzeggiare, a giocare, oppure posso dire, ok, io ho 12 ore al giorno in questo momento di cui 3 ore le posso dedicare a fare qualcosa che mi faccia crescere come allenatore. Cosa posso fare? Magari un'ora al giorno mi studio una squadra diversa, vado ad analizzare un allenatore diverso. Ok, poi cosa faccio? Un'altra mezz'ora la dedico magari a mettermi giù dei possibili allenamenti che potrei fare, incrementare per migliorare un certo aspetto. Non so, mi immaginerei, mi organizzerei delle piccole attività che mi permettano di crescere. Quindi secondo me tutti quanti noi possiamo fare questo in un momento in cui voglio dire, per necessità non possiamo uscire, non possiamo stare con gli altri, ma possiamo ottimizzare, usare il tempo nel migliore modo possibile. Ecco. E noi, società giovanili, dobbiamo essere bravi a comunicare che quello che stiamo facendo adesso serve per migliorare le proprie capacità, le nostre conoscenze e i nostri lati deboli. Certo. A migliorare la sinistra, voglio dire. Andrea Pintori ti chiede quante punizioni calciavi durante gli allenamenti, o meglio, dopo gli allenamenti. È una discussione di questi giorni. Mihajlovic ne parla in questi giorni di punizioni. Non ci sono grandi specialisti in giro in questo momento di punizioni e se ne parla. Tu lo eri, cavolo se lo eri. Bah, guarda, io almeno 2 volte alla settimana, almeno mezz'ora, 40 minuti li dedicavo sempre. Finito l'allenamento, c'erano 2, specialmente a ridosso della partita, il venerdì e il sabato li dedicavo sempre. Mettevo là e provavo, continuavo a tirare per migliorare il gesto, per migliorare la memoria muscolare, quindi lo facevo sempre. Era un aspetto importante. Quindi, sai, ripeto, per me un'ora alla settimana andava bene, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, poi, sai, ognuno è molto soggettivo. Fondamentale comunque, come tutte le cose, allacciandoci a quello che dicevamo prima, è dare spazio anche a questa attività. Certo. Senti, una domanda molto tecnica di Gigi Manunta che chiede le differenze nell'approccio metodologico tra il calcio giovanile, stiamo parlando di quello di alto livello,
calcio giovanile in Inghilterra e in Italia, visto che in Inghilterra stanno sfornando campioni del mondo a livello di under 17 e under 20. Ma guarda, secondo me il fatto che in questo momento l'Inghilterra stia suonando calciatori giovani di altissimo livello è dovuto al fatto che la Premier League è il campionato in assoluto migliore del mondo. E come lo era negli anni 2000, i nostri giocatori e i nostri giovani erano di altissimo livello, perché il campionato era il campionato più bello che c'era in giro, più forte che c'era in giro. Allo stesso modo adesso la Premier League, un giovane per poter emergere deve essere di altissimo livello, e quindi questo ha alzato l'asticella e di conseguenza ha alzato il livello dei ragazzi. La difficoltà di quello che tu fai determina poi il valore di chi riesce. Esattamente quello. Io non credo che le metodologie inglesi siano molto diverse da quelle che sono quelle italiane, e non credo che siano migliori di quelle italiane. È che probabilmente in questo momento, ti ripeto, la Premier League ci giocano i migliori giocatori o tra i giocatori migliori. Il calcio è di altissimo livello, di conseguenza i giovani che guardano Premier League e studiano Premier League ogni giorno si comparano a quel livello e crescono anche loro. Semplicemente questo. Ti assicuro che a livello metodologico noi eravamo al Chelsea 2 anni fa con Sarri, che Chelsea in questo momento ha un livello di settore giovanile molto alto, ma diciamo, gli allenamenti non erano molto diversi, insomma. Non è che ci fossero cose particolarmente diverse. C'è molta ricerca del gioco, questo è sicuro. Magari meno ricerca dell'aspetto tattico, ma molto più ricerca del gesto tecnico, della capacità di mantenere la palla, di attaccare bene. Ecco, queste sì, probabilmente sì. Però, diciamo, niente di particolarmente diverso dagli altri. Giuseppe Pirenda mi chiedeva qualcosa a proposito invece proprio della metodologia. Sì. Lui dice: in questo momento proponiamo sempre un po' riprendendolo, mutuandolo dagli adulti, la partenza sempre dell'azione dal basso. Voglio allargare un po' la domanda e chiederti qual è la metodologia che vedi meglio nei settori giovanili, e se poi puoi anche fare una differenza tra i settori giovanili scelti e i settori giovanili invece non scelti. Ma guarda, sì, la ricerca della partenza da dietro ormai è una pratica comune in tutto il mondo, non solo in Italia, ma anche in Inghilterra, Spagna, dappertutto. Ed è un modo di fare calcio, sicuramente non è l'unico. È chiaro che se vuoi fare un calcio di un certo tipo, se vuoi avere sempre il controllo del gioco, usare la tua qualità, è chiaro che riuscire a partire da dietro, essere bravo a eludere la pressione da dietro, la pressione e uscire in palleggio da dietro ti può dare dei vantaggi. È chiaro che un'arma a doppio taglio va fatta molto bene e devi avere soprattutto i giocatori adatti per poterlo fare. Voglio dire, andare a cercare di portare via la palla al Manchester City che esce da dietro è impossibile, perché è quasi impossibile, perché hanno dei difensori che sono dei centrocampisti e hanno un portiere che è un mediano metodista, e quindi voglio dire sono veramente molto bravi a fare questo. È chiaro che ci sono altre squadre che cercano di uscire da dietro, non hanno queste capacità e si fanno male, quindi è chiaro, devi essere sensibile a capire quello che è, le tue potenzialità, e fare quello che è meglio. Detto questo, l'altra parte della domanda era, scusa, sulla metodologia nei settori giovanili.
Ma guarda, la metodologia del settore giovanile, io sono uno di quelli che nel settore giovanile bisogna insegnare ai giocatori soprattutto bisogna inculcargli le capacità tecniche, bisogna dare loro voglio dire, la capacità di avere iniziativa in campo. Quindi io non sono quello che spinge perché nel settore giovanile si lavori sulla ripetitività troppo, del tipo che la ripetitività è una cosa molto importante, però che viene usata tantissimo con gli adulti ed ha un aspetto che ti fa imparare a fare determinate cose, però secondo me con i ragazzi è meglio dare un po' più spazio all'improvvisazione per dare la possibilità a loro di crescere, di sviluppare le loro idee. Quindi, ripeto, tantissima tecnica e soprattutto tantissima creatività, libertà voglio dire, di giocare, di fare quello che credono sia giusto fare, insomma. Bene, vorrei invitare Roberto Floris a farla a voce la domanda, anche perché insomma Roberto è stato il primo a pensare a Gianfranco Zola in questo webinar, forse prima di Natale, a crederci. Buonasera Gianfranco, ciao e buonasera Roberto, a tutti. Ciao. Intanto grazie anche da parte mia per aver partecipato a questo incontro a cui fa niente, piacere. Tenevo molto personalmente e poi con Andrea insomma siamo riusciti a organizzarlo. La domanda che ti volevo fare io era questa. Sicuramente sia da calciatore che da mister avrai avuto dei momenti belli ma anche dei momenti di difficoltà, diciamo, nel senso dei periodi bui come tutti. Ecco, un giocatore, questa la faccio non per me direttamente ma per i ragazzi che ci sono in ascolto adesso, ma anche per i mister, dove trova la forza, la motivazione, il coraggio di rialzare la testa, di risollevarsi un giocatore? Lo cerca solo dentro se stesso oppure non lo so, nei valori che ha, famiglia, amici, o si fa aiutare anche da qualcun altro? Ma Roberto, questa è una domanda che è simile a quella a cui ho risposto prima, no? E credo che la risposta non sia una sola. Credo che la risposta sia anche molto legata al soggetto. Parto da una premessa. È chiaro che se queste diciamo reazioni o motivazioni partono da dentro te stesso, sono più forti di tutte, perché se tu hai la capacità comunque di reagire a un qualcosa, a un momento difficile, a un'ingiustizia o a una situazione avversa, se parte da dentro di te è chiaro che la reazione è più forte. Però ci sono anche dei casi in cui magari tu non sei in grado di reagire a quello che ti sta succedendo e magari hai bisogno di supporto. E quindi in questo contesto, in questo caso, avere un qualcuno di cui ti fidi, di cui hai fiducia, che ti può dare un suggerimento, un aiuto, un supporto è fondamentale. Può essere il tuo genitore, può essere il tuo miglior amico, può essere, non so, il tuo allenatore. Questo sicuramente aiuta. Io dicevo, lo spiegavo prima, come dicevo prima, io mi raccontavo le storielle quando una cosa mi andava storta o qualcuno non so, le cose non andavano bene, magari cercavo un motivo o una ragione per arrabbiarmi, per trovare energie positive e canalizzarle e poi sfruttarle a mio vantaggio.
Ho visto un documentario qualche tempo fa, che non so se voi l'avete visto, è il documentario di Michael Jordan, The Last Dance. Se voi non l'avete visto, questo ne ho visto anche ragazzi, invito a tutti di vederlo, perché ci sono degli spunti straordinari. E una delle cose che diceva lui, ed è legata a quello che mi stai dicendo tu Roberto, era questa. Lui diceva, quando doveva giocare contro una squadra, una squadra e una partita importante, per esempio, non so, una partita di playoff, lui andava a cercare nella squadra avversaria qualsiasi intervista, qualsiasi cosa, qualsiasi dichiarazione che lui poi prendeva e la utilizzava in maniera come una sfida, come un insulto, e la utilizzava anche non solo con se stesso, ma anche con i suoi compagni. Cioè, per dirti, lui giocava contro i Los Angeles di Kobe Bryant, lui andava a trovare una dichiarazione di Kobe Bryant dove magari Kobe Bryant diceva qualcosa e poi andava dai suoi compagni e diceva: hai visto cosa ha detto Kobe Bryant? Ha detto che siamo una squadra di scarsi, che tu non vali niente, che non ed era un modo per trovare l'incazzatura, scusatemi il termine, dentro, che ti permetteva di acquisire maggiore focus, maggiore intensità negli allenamenti e così via. Quindi voglio dire, tornando alla tua domanda, sai, sono varie le cose che tu puoi fare per poter ricalibrarti. E ripeto, a volte sono interne, cioè che vengono da dentro di te, a volte possono essere anche esterne, come nel caso di Michael Jordan. Bene, grazie della disponibilità. Volevo chiedere al Presidente se vuole fare lui adesso una domanda a Gianfranco, perché non vorrei neanche troppo approfittare del suo tempo, siamo anche in chiusura. Sì, diciamo, ci ha appassionato ascoltare Gianfranco. E non vorremmo chiudere, ma per correttezza non possiamo approfittare, anzi ne approfittiamo subito per invitarlo appena la pandemia ci lascia, lo invitiamo ufficialmente a venire a farci visita a Nuoro per parlare con i nostri ragazzi, con i nostri bambini soprattutto. E perché gli dobbiamo parlare, gli dobbiamo dire a questi bambini cosa è stato nella sua gioventù il campione Gianfranco Zola. Io cosa posso dire? Che in questi giorni, come sapete, hai detto bene tu Andrea, siamo riusciti a parlare di calcio senza parlare e lasciando perdere un po' quelli che sono gli effetti devastanti della pandemia e dell'epidemia da Covid. In questi giorni abbiamo dovuto registrare qualche fatto increscioso e il malessere che ormai attanaglia tutti quei nostri giovani che, non facendo attività sportiva, che sempre essendo chiusi in casa, poi da qualche parte devono sfogare questa loro esuberanza. E quindi penso che queste quasi 2 ore passate con Gianfranco siano state una ventata di ottimismo e di speranza che ci deve, secondo me, rendere più consapevoli del fatto che, come ha detto lui durante questo diciamo incontro, bisogna trovare grandi motivazioni dentro noi stessi, dobbiamo essere puntigliosi, dobbiamo essere testardi, dobbiamo allenare, come nella citazione della locandina ho ripreso una sua frase importante che ho trovato su internet, cioè: se non hai tecnica non vai da nessuna parte, dice in questa frase Gianfranco. E mi pare che durante questo colloquio abbia riconfermato nelle sue valutazioni, nella sua analisi, cosa significa essere campione, perché bisogna coltivare il campione, il talento del campione va coltivato e quindi bisogna allenarsi, bisogna sudare, bisogna fare sacrifici. Come saprai Gianfranco, in questi territori il ragazzo tende poi, quando non viene impegnato e non viene motivato, tende ad andare a bere la birra in più, a fare quella cosa in più che non deve fare. E noi ci stiamo rendendo conto di quanta responsabilità sia in capo a noi, proprio perché siamo presidi di controllo, presidi di
mobilitazione perché questi ragazzi possano canalizzare in maniera positiva tutto il loro entusiasmo. Per cui, cosa vuoi che ti chieda? Hai detto tutto. A me rimane impresso il dispiacere che hai raccontato tu, che è stato un dispiacere nostro. Quando tu sei stato espulso in quella partita di nazionale è crollata la casa a tutti noi, perché tu eri un grande campione della Sardegna, un grande campione della Barbagia, che in quel momento stava rappresentando l'Italia, ma stava rappresentando la Sardegna e il nostro territorio. Quindi sbattere ingiustamente a te fuori da quella partita è stato per noi un colpo, e io me lo sono portato per tanto tempo nello stomaco. L'altro invece ricordo che che ogni tanto vado a vedere su internet, è la tua partita di addio dall'Inghilterra, dove ti hanno fatto un tributo che secondo me, insomma, ti sarà caponata la pelle a te, ma anche a noi ci ha molto emozionato. Cosa ti ricordi di quel tributo? Wow, no, sicuramente, Presidente, hai toccato Beh, è stato un momento molto toccante per me, perché comunque io ero andato via da un anno, quindi il Chelsea aveva, tra l'altro, se non sbaglio, vinto il campionato quell'anno, niente, quindi è stato un momento fantastico, mi ha dimostrato, i tifosi del Chelsea sono sempre stati fantastici, sono stati sempre incredibili, molto affettuosi nei miei confronti, ma in quel momento mi hanno fatto sentire veramente una persona speciale. Quella è stata una sensazione incredibile, straordinaria. È stato sicuramente uno dei momenti topici della mia carriera da giocatore, insomma. Comunque avere un riconoscimento del genere da una squadra che avevi lasciato un anno prima è stato veramente unico. No, beh, questo sicuramente quello mi ha ripagato di tutti i sacrifici, tutti gli sforzi che ho fatto, ha cancellato l'espulsione ai mondiali, ha cancellato tutte le altre cose che sono successe, insomma, le sconfitte contro la Juventus e compagnia bella, insomma. Ma questo è lo sport, questa è l'avventura che io ho vissuto, che quindi ecco, quando uno poi investe tanto su se stesso, spende tanto tempo, fa dei sacrifici, anche si priva di qualcosa per ottenere delle altre cose, poi quando ti arrivano i riconoscimenti di quel genere ti senti una persona felice. E che è quello che io auguro a tutti i ragazzi che mi stanno sentendo in questo momento, che dedicano tempo, attenzione, impegno, perché poi saranno un giorno delle persone felici, quello che in questo momento mi ritengo di essere. Al di là di tutto, sono una persona felice perché ho fatto quello che volevo fare nella mia vita, ho lavorato duro per questo, ma alla fine tutte le soddisfazioni che ho avuto, ripeto, mi riempiono d'orgoglio. Mi hanno fatto capire quanto importanti siano stati tutte quelle ore dedicate a quell'attività, magari sacrificandone altre, magari non andando con gli amici qualche sera al bar, oppure non so, invece di andare a fare una passeggiata cioè una gita al mare, andare magari ad allenarmi. Quelle cose poi, ecco, che in quel momento non erano semplici da rinunciare, magari per qualcuno, però poi alla fine hanno dato un risultato, ecco. E quindi il mio augurio è che queste mie parole possano essere utili a questi ragazzi, agli allenatori, nella speranza che, ripeto, un giorno anche loro possano essere persone felici e realizzate come in questo momento mi considero io. Gianfranco Zola, campione di valori. Grazie di aver accettato l'invito. La prossima volta vengo lì. Grazie. Arrivederci. Fatemi fare i saluti prima di abbandonare. Fatemi fare i saluti. Aspettate un attimo, volevo dire che voglio salutare il supporto tecnico di Musiché, che va citato anche nella diretta,
Roberto Flores l'ho già ringraziato per l'idea e per tutto quello che ha fatto, Marco Tagliazzucchi per aver fatto la scheda iniziale, che devi sapere che ci vuole anche un po' di coraggio e quindi ogni volta c'è qualcuno che fa, quando facciamo questi incontri, Gianfranco, c'è qualcuno che si presta a questo. Tutti i ragazzi, Io lo sapevo, lo sai. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, le autorità che hanno mandato i saluti. Il presidente Boedo mi ha detto che il presidente Cadoni, il responsabile del settore giovanile scolastico, il vice sindaco, credo, hanno mandato i saluti, visto che non potevano essere presenti. Presidente Boedo, ovviamente, che merita assolutamente un applauso da parte nostra, perché è un presidente al servizio, questo ti voglio dire, Gianfranco, presentandotelo ulteriormente, ma ringrazio anche i presidenti Emanuele Tremazioni credo che abbia sbagliato il cognome, ma mi perdonerà. Trementozzi. Grazie a voi. Grazie, è stato un bellissimo gemellaggio. Portiamolo avanti, Presidente, portiamolo avanti. Io ho un rapporto particolare con le Marche, quindi portiamolo avanti. Andiamo via mail, certo. la mail con la quale abbiamo fatto l'iscrizione, come no? Molto bene. Presidente Soddu, che non vedo più. È dovuto andare via, saluta, si scusa, un caro saluto a Zola. E dico un'altra cosa su Gianfranco Zola. Tra tutti, se voi guardate su internet, ci sono una marea di cose che ha vinto, che ha fatto Zola, una marea di numeri. 2 sono fantastici, sono il riconoscimento del Presidente della Repubblica e il fatto che sia Ser Baronetto della Regina. Giusto. Ma ce n'è un altro che mi ha colpito molto, c'è su Wikipedia, è uomo di pace. Ha avuto questo riconoscimento come uomo di pace. E l'ultima cosa la lascio invece a signor Manca, che dice quanto sono importanti queste figure di riferimento, che non solo per i calci che danno un pallone per molto alto. Volevo ringraziarti, Gianfranco, perché anni fa sei riuscito a far felice mio padre, che ora non c'è più, con una foto e un autografo. Grazie di cuore. Grazie di cuore, Gianfranco Zola. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti voi, arrivederci. Ciao ragazzi. Arrivederci. Grazie. Ci vediamo a numero prossimamente. Ciao. Ti aspettiamo, Gianfranco, grazie. Ciao, Arrivederci. Ciao. 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 Ciao a tutti, ciao a tutti.